alcune motivazioni che secondo il sottoscritto hanno impedito alla Scozia di ottenere la libertà in termini brevi, spero, ma decisivi dal mio punto di vista. E poi il premio Campiello, che non avevamo ancora commentato perché sabato non c'era stata la trasmissione, con la vittoria di Giorgio Fontana, un giovane di Saronno, quindi padanissimo, che si è imposto con un libro che parla di partigiani e terroristi. E poi ci mettiamo in contatto alle -10 con la nostra collaboratrice Loredana in relazione al nostro viaggio al centro del mondo. Per quanto riguarda la Scozia, ritengo personalmente che sia in atto rispetto a tutti i popoli che cercano libertà una congiura internazionale. Il problema non è la differenza che c'è, certo, esiste una differenza storica, culturale, economica, ogni caso è un caso a sé, ogni caso, Catalogna, Scozia, Padania, Fiandre, è un caso a sé, però il problema è un problema che viene risolto collettivamente, dai poteri forti, dal nuovo ordine mondiale, da tutta una serie di entità che hanno tutto l'interesse affinché questi popoli che hanno il diritto da secoli, in certi casi, a essere Stato, le famose nazioni proibite, non raggiungano il loro obiettivo. È molto triste questo e personalmente non voglio vaticinare nulla, ma temo che anche il famoso referendum catalano finirà con un no. Purtroppo ci troviamo di fronte a un assetto mondiale che si è irrobustito col passare del tempo e ha pensato molto bene, ha programmato in termini capillari di usare la democrazia a suo vantaggio. Perché abbiamo tutti un bel dire che arrivare al voto è già una bella conquista. Peccato che quel voto non sia un voto che rispecchia la volontà vera di coscienza dei popoli, ma viene abilmente coartato attraverso i mezzi di informazione, una capillare propaganda, passando ovviamente da quelli che io chiamo le agenzie del mondialismo, che sono i capi di Stato, ovviamente, dei rispettivi Stati, in questo caso Inghilterra, anziché funzionari, ministri, ma anche più decisamente quei quadri intermedi che operano in maniera anche occulta, e la parola occulta già che cosa vi fa pensare, insomma, a tutto quello che oramai da 150, 200, 300 anni agisce in maniera occulta, in maniera settaria occulta nel mondo, in modo tale appunto che si riescano a forgiare i cervelli e la maggioranza dei cervelli in una certa maniera. Guai naturalmente in questo gioco sottile e perverso, guai se le maggioranze fossero troppo maggioranze e le minoranze troppo minoranza, perché il fumo deve essere seminato nella maniera migliore. Quindi ovviamente noi siamo tutti convinti che democraticamente il 55% non sia poi più tanto del 45%, ma ovviamente se fosse stato di più avrebbe perso chi ha ordito questo complotto. Ora, io non sono, attenzione, un sostenitore di un grande complotto razionalmente ordinato, ma di un complotto irrazionale e al tempo stesso felice e tempisticamente perfetto tra appunto tutti quegli agenti che abbiamo prima elencato, non ultimo quei poteri che sarebbe difficile tradurre in qualche cosa di istituzionale, perché istituzionale non sono, e cioè lo sono nella misura in cui fanno parte della grande trama mondialista, dal Club Bilderberg alla Trilateral, per arrivare fino a tutta una serie di agenti che passano sotto vari nomi o non passano sotto nessun nome perché non sono conosciuti e rimangono sconosciuti. E quindi c'è poco da sperare da questo punto di vista. Oggi sono un po' pessimista, ma penso che appunto l'unica soluzione sia un progetto di alleanza fra i popoli e soprattutto fra le nazioni senza Stato, che riesca, di tutto il mondo, che riesca a opporsi a questa damnatio, cioè a questa
esecuzione progettata proprio direi in termini perfetti ai danni della nostra libertà. E è un progetto che deve essere molto vasto, che deve opporre anche e soprattutto delle immagini convincenti alle persone, ai componenti dei popoli, delle immagini altrettanto convincenti di quelle che sono passate in questi giorni per impedire il sì della Scozia, quindi appunto la paura complessiva, quella che può essere un conformismo di massa che è tipico di quest'epoca, perché vedete è l'epoca delle grandi battaglie sui diritti individuali, che conosciamo tutti quali sono, ma al tempo stesso è la più conservatrice delle epoche storiche che si sono succedute negli ultimi 200-300 anni, perché a livello collettivo blocca qualsiasi iniziativa, ma lo vediamo fra i giovani, fra i nostri giovani, fra gli altri giovani, c'è assolutamente una mancanza di interesse, contrariamente agli anni per esempio 60, 70, 80, una mancanza di interesse assoluta a livello di coscienza politica, a livello di presa di coscienza comunitaria ed etnoculturale e via dicendo, perché il gioco è proprio questo, far dormire le masse per attivare i pruriti singoli, i pruriti individuali. A questo punto l'individuo non può essere assolutamente interessato a dei cambiamenti collettivi. Il nazionalismo o quello che noi chiamiamo giustamente meglio nazionalitarismo è morto perché è stato ridotto a folklore. Se voi appunto andate anche in Scozia, in Catalogna, in Irlanda, in qualsiasi altra parte, assistete a delle grandi, spettacolari feste collettive dove si suonano gli strumenti tradizionali, si mangia la gastronomia tradizionale, si fa finta insomma di partecipare con orgoglio alla propria identità, ma questo è organizzato semplicemente, è tutto organizzato da parte di chi invece vuole impedire che la vera coscienza possa germinare nei popoli, quella che porta alla libertà e alla costituzione di nuovi stati. Qualsiasi nuovo stato, attenzione, oggi come oggi nel 2014, compreso quello dei curdi in Medio Oriente, e presto ritorneremo su questo argomento scottante di attualità grazie all'apporto di Mirko Molteni, ecco, qualsiasi nuovo stato destabilizza la situazione in tutto il mondo, e figuriamoci in Europa, qualsiasi nuovo stato porta quel disordine che l'ordine mondiale non vuole. Non è questione di differenze fra nord e sud, fra Catalogna e Scozia, fra Padania e Fiandre. Sì, certo, ognuno ha la storia a sé, ma è proprio questo il bello. Devono avere lo stesso trattamento, i popoli che combattono da più secoli devono avere lo stesso trattamento dei popoli che combattono da meno secoli, devono essere tarpati, devono essere sradicati, devono essere maciullati dalla storia, perché evidentemente quegli stessi, è curioso questo fatto, pensateci bene, gli storici raddrizzino le orecchie, quegli stessi che nel 48 del 1800 o comunque nel corso dell'altro secolo ancora avevano fatto di tutto per esercitare le rivoluzioni nazionali, quindi costruire l'Italia, costruire l'Ungheria, costruire la Grecia, costruire la Germania, eccetera, eccetera, quindi che avevano cambiato il mondo, sono gli stessi o gli eredi come pensiero, ideologia, mentalità, modo di essere, modo di fare a livello esoterico ed esoterico, sono gli stessi che oggi combattono qualsiasi cambiamento, gli stessi. E in un certo senso è come se esistesse una memoria storica loro che dice con orgoglio iattante e arrogante perché dobbiamo disfare quello che con tanta fatica abbiamo costruito nel corso dell'Ottocento, perché dobbiamo disfare l'Italia che tanto sangue ci costò, perché dobbiamo disfare l'Inghilterra che tanta importanza ebbe nello scacchiere internazionale, e via dicendo, lascio alla vostra immaginazione. Passiamo al primo Campiello. Campiello è stato vinto da questo giovane Giorgio Fontana,
sovvertendo peraltro molti pronostici che davano vincitore Mauro Corona, il singolare Homo selvaticus della zona del Friuli, della Carnia. Giorgio Fontana ha vinto grazie a un piccolo capolavoro dal punto di vista dei premianti del premio Campiello, che come sapete si svolge a Venezia e ha come riferimento sicuramente anche nel suo complesso la narrativa del nord più che del centro e del sud. Quindi il Morte di un uomo felice era il libro che ha scritto da Giorgio Fontana, che è arrivato alla vittoria. Parla di una lunga tradizione partigiana che poi si mischia con il terrorismo degli anni 60-70, che lui personalmente non deve avere vissuto, Giorgio Fontana, essendo nato nell'81 a Saronno. Poi c'è da notare che appunto si cerca di lavorare in questo libro sul rapporto anche fra un certo tipo di educazione religiosa, perché uno dei protagonisti appartiene a una famiglia cattolica di stampo conformista, e le novità provenienti dal mondo esterno. Nel complesso il libro di Fontana si dipana in termini apparentemente ideologici, però insomma ancora parlare di questi argomenti che sono già stati trattati da tantissimi altri libri appare oggi come oggi un po' sfizioso. Non si negano le capacità del Fontana di riuscire con questo suo tipo di prosa scabra ad ottenere il traguardo della convinzione del lettore. Peraltro ci si chiede davvero appunto se si può parlare di questi argomenti senza averli vissuti in primissima persona. È vero che Manzoni nei Promessi Sposi parlò del dominio spagnolo di 2 secoli prima, però è anche vero che Manzoni aveva fatto delle ricerche particolari ed era entrato in possesso di documenti che erano assolutamente esclusivi da questo punto di vista. Il famoso documento dell'anonimo, la testimonianza dell'anonimo, che altro non era, si è scoperto per Manzoni, che un resoconto di una torbida vicenda vicentina. Ecco, quindi il Campiello ha avuto il suo esito anche quest'anno, con molta umiliazione per appunto Mauro Corona, che non riesce assolutamente a vincere un premio di altissimo livello, nonostante la vastissima popolarità che appunto lo ha raggiunto negli ultimi 10, 15, 20 anni. Quindi tutto questo appunto in relazione anche alla Voce degli uomini freddi della Mondadori, dove appunto cercava di raccontarci una delle sue bellissime storie, lo stesso Mauro Corona. Ma naturalmente poi in questi premi, come il premio Campiello, diventa difficile riuscire ad antivedere quali logiche particolari determinano una serie di premi, non ultimo il riconoscimento alla carriera per Claudio Magris, che è diventato oramai il guru ufficiale di tutta l'intelligenza del nord-est, anche se sappiamo che ha abbandonato quel grande suo amore per il mondo asburgico che aveva da giovane e che aveva manifestato nei più liberi rispetto ad oggi anni 60-70, quando appunto oggi è ritornato anche lui nel grigio conformismo filo tricolore che caratterizza non solo il Corsera ma tutta la stampa di regime. Ecco, sentiamo se il nostro regista carissimo Roberto si è messo in contatto con Loredana per comunicare con lei. Qualche istante, Andrea. Ecco, per chiudere tutto questo discorso, noi vi preannuncio che lunedì parleremo di Ornella Vanoni, che compie 80 anni. Ovviamente quest'anno non parliamo, cioè questo giorno, questa mattina, non parliamo di Sofia Loren, non perché non ci piace Sofia Loren, ma perché riteniamo che non appartenga esattamente a una tradizione padana, al contrario della stessa Vanoni, che germina, specie nel suo periodo giovanile, da tutto l'humus ambrosiano che ci è tanto caro. Pronto? Sì, Andrea, il collegamento è stato effettuato, quindi Loredana è con noi. Perfetto, grazie carissimo e grandissimo Roberto Colombo. Allora Loredana, cosa ci racconti sul viaggio?
Allora, facciamo un ultimo avviso perché in realtà abbiamo già confermato l'albergo, abbiamo raggiunto già un buonissimo numero di partecipanti e comunque ricordiamo ancora appunto la gita che faremo sabato 25 e domenica 26 ottobre. Nelle Langhe, cioè più propriamente nella zona dell'Astigiano, praticamente andremo a visitare appunto la città di Asti, Cortemiglia, Alba, poi il giorno successivo Cortemiglia, che è risultata essere dietro un calcolo complesso di mappe di Google fatta da alcuni esperti, essere al centro del mondo, e infine concludiamo la grande visitando a Santo Stefano Belbo la casa natale, la fondazione e i luoghi che sono stati cari a Cesare Pavese, non a caso il titolo di questa gita di 2 giorni è stato dettato da quello che è il suo ultimo libro, che è stato pubblicato postumo, in quanto i manoscritti sono stati trovati dove subito dopo che lui si è suicidato in Liguria aveva una cartella con appunto scritto il mestiere di vivere. La nostra gita è stata intitolata Il mestiere di vivere al centro del mondo. Praticamente riassumo brevemente l'itinerario. Dopo le solite 2 tappe di partenza, una in zona centrale e l'altra praticamente in via Fermi, alle spalle della sede della Lega Nord, prendiamo l'autostrada e arriviamo infine ad Asti, dove c'è una breve visita della città, del centro storico, diciamo breve visita in quanto il tempo è quello che è. La casa natale, che sarebbe Palazzo Alfieri del grande scrittore astigiano, purtroppo non è visitabile fino al 2015, e quindi ci limiteremo al centro storico. Da lì proseguiamo ad Alba, dove avremo una guida che ci farà visitare i punti più importanti della città. La vedremo anche dall'alto perché saliremo praticamente non so se una delle torri oppure in una chiesa dove si può avere questa meravigliosa vista della cittadina, che è molto singolare. Alle ore 17 ci richiamo alla Fondazione Ferrero, che però non è in centro, leggermente all'esterno, con il nostro pullman, a vedere una mostra interessantissima che apre proprio quel giorno, Felice Casorati, collezioni e mostri tra Europa e America. Sono 65 opere del grande maestro che provengono da collezioni nazionali ed estere. Dopo aver visitato degnamente questa bellissima mostra insieme a una guida, potremo recarci in albergo, che è situato sulle colline di Alba. Avremo anche una cena con menù tradizionale Langarolo, però ci hanno già preavvertito tartufi a parte e quindi lì sarà da decidere ai partecipanti se vorranno farsi, siccome proprio il mese del tartufo, se si vorranno premiare con una licornia di questo genere. La mattina dopo la prima colazione, la mattina di domenica, partiamo con destinazione Cortemiglia, come ho detto il paesino al centro del mondo. Visiteremo i 2 quartieri medievali e soprattutto una chiesa. Ci sono 2 parrocchiali, le visitiamo tutte e 2, quella che è più importante perché raccoglie e ha un museo diocesano che praticamente è custode di questa reliquia, sarebbe la Santa Spina, una delle spine della corona di Gesù quando fu crocifisso. E dopo questa visita guidata ci dirigiamo a Santo Stefano Belbo,
dove per il pranzo, diciamo che qui la conclusione è un po' veramente alla grande, perché abbiamo scelto un agriturismo che ci darà un menù veramente appetitoso, 4 antipasti, 2 primi, un secondo, contorni, vini compresi, di produzione loro. Avremo anche occasione durante la visita del resto del paese, cioè la Casa Museo di Cesare Pavesi, la Fondazione Luoghi Pavesiani, di visitare anche la cantina appunto di questo agriturismo, che ha questa produzione propria, che sembra che sia molto interessante dal punto di vista degli amatori del nostro buon vino, che sappiamo che il vino italiano è uno dei migliori del mondo, e questa zona ha dei vini particolari, Barbera, non so, aiutami tu perché io non bevo, e quindi Barolo, Barbaresco, eccetera. Ecco, appunto. E niente, poi alla fine di questa visita, pensiamo che sarà intorno alle ore 16 circa, faremo ritorno verso Milano, lasciando giù per strada le persone che ad esempio raccoglieremo. Qualcuno verrà in treno, cioè la nostra cara amica torinese Tiziana Gallo arriva da Torino, la prendiamo alla stazione di Asti, a Novara tiriamo su altri nostri 2 amici architetti, e poi torniamo praticamente al ritorno, faremo la stessa strada, immagino, e poi torneremo a Milano con le solite 2 fermate per Bene, allora dagli estremi, Loredana, per chi vuole iscriversi. Allora, per iscriversi, cioè praticamente le iscrizioni chiudono martedì, perché l'hotel mi ha dato una settimana di proroga, ma ormai abbiamo già raggiunto quasi il quorum. Telefono 02 400 90 888, il cellulare 335 54 57 856. Quindi se qualcuno è interessato mi telefoni subito, perché veramente i posti sono proprio esigui. Abbiamo chiesto delle camere in più, ce le hanno concesse, ma siamo già arrivati al massimo anche di quelle. Spero di aver detto tutto, e niente, se vuoi aggiungere qualcosa tu. No, è un viaggio importante, perché finalmente dopo tanto tempo si va nel cuore della piemontesità e di una lunga tradizione artistica, culturale e monumentale, che si conclude poi nell'epoca contemporanea proprio con Cesare Pavese, il massimo poeta piemontese del XX secolo, visitando i suoi luoghi che sono poi per noi che crediamo in alcuni valori l'inno al ritorno alla terra, alla Sacra Madre Terra. Quindi è molto importante questo viaggio sotto tutti i punti di vista. La visita delle maggiori città come Alba Asti ci conforterà proprio sulla cospicuità del patrimonio piemontese, che talvolta viene spesso e troppo dimenticato dai mass media nazionali. E quindi mi raccomando, iscrivetevi con grande decisione, perché è un viaggio al centro del mondo, perché è davvero il centro del mondo, è stato stabilito, ma anche al centro del nostro essere, al centro dell'umanità, al centro dell'amore per la nostra piccola patria, che non teme confronti rispetto a nessun'altra. Allora 02 40 09 08 88 oppure 335 54 57 856, i numeri da telefonare, ma anche la mail, la ripeti tu? Allora, loredana.pennati@fastwebnet.it oppure artenord@leganord.org. Benissimo, grazie Loredana. Grazie a voi. Allora, siamo in conclusione di trasmissione, quanto manca? Siamo veramente in chiusura, circa 30 secondi, Andrea. Benissimo, questi 30 secondi li voglio usare, però magari non rinnegando quanto detto prima, lo voglio usare diciamo chiedendo a tutti di pensare come fare davvero per riuscire a salvare la padanità, che è un patrimonio che non ha niente da invidiare al mondo scozzese o al mondo catalano, però va conosciuto meglio, come stiamo tentando di fare noi. Davvero la presa di coscienza,
però in accordo con un'alleanza internazionale a questo punto che deve combattere contro i titani che stanno dall'altra parte, che ci vogliono affossare e non chiedono altro che la morte della nostra comunità, della nostra vita, della nostra terra. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. C'è un palcoscenico per noi, che siamo pubblico ed attori, e tra i colori della vita abbiamo aperto le finestre al tempo, e quanta voglia di provare a sollevarci e rovistarci dentro al cuore. C'è un palcoscenico per noi,